Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutti, eccoci, 12ª puntata. Rossella, questa sera mi pare? Questa sera io non devi chiedere a me i numeri, caschi male. Va bene, i numeri li do un'altra io. puntata, un'altra puntata. Dodicesima puntata, sì, eccolo qua, 12ª puntata. E nella nostra navicella siamo io e te, Rossella. Omar forse ci raggiungerà più tardi. Abbiamo anche la prima ospite nella nostra navicella, ma manderei il primo brano. Oggi avremo tutte musiche, non canzoni, quindi il primo brano tutto suonato col violoncello da Luca Basile, che sarà dopo il nostro ultimo ospite di questa serata. Manderei il primo brano, The Mystery of Christmas.
Bene, Luca Basile al violoncello, come avete sentito è un violoncello suonato in maniera diciamo rock, è possibile, comunque dopo lo sentiremo e ce lo dirà, ci parlerà lui appunto. Allora andiamo col primo ospite, dove vogliamo, Rossella? Voliamo a Milano? Varese. A Varese. A Varese. Ecco, e dove troviamo la dottoressa Daniela Capitanucci, che è una psicologa e si occupa in modo particolare di gioco d'azzardo. Diciamo anche una cosa carina all'inizio della presentazione, la foto che la ritrae è con il presidente Mattarella, perché Daniela Capitanucci è stata o è ancora presidente dell'associazione AND, che si occupa appunto di gioco d'azzardo. Allora, benvenuta a bordo, Daniela. Grazie per questo invito e per questo volo insieme. Allora, prima di tutto sgombriamo il campo un po' da un equivoco linguistico, perché anche noi, fino a poco fa, poi ci hanno giustamente corretto, chiamavamo questa cosa ludopatia. Ecco perché non va bene chiamare questa attività così un po' compulsiva del gioco ludopatia. Ma perché sostanzialmente noi stiamo parlando di un disturbo psichico comportamentale che è diagnosticato. Ludopatia è una parola che non esiste in nessun manuale diagnostico. Quindi in particolare come psicologi, ma sarebbe opportuno anche come giornalisti, uomini della strada, usare dei termini corretti, perché ludus ci richiama al gioco positivo, il gioco dei bambini, a quello che ci fa crescere, sperimentare, apprendere. Il gioco d'azzardo è certamente una forma di gioco, ma ha delle caratteristiche particolarissime, quindi devo mettere in palio del denaro, degli oggetti di valore, la mia scommessa una volta posta non è reversibile, io posso vincere o perdere e la cosa importante è che l'esito di questa scommessa dipende dal caso e non tanto dalla mia abilità. Ora, quando io perdo il controllo su questa attività, ecco che comincio ad avere un disturbo da gioco d'azzardo, quindi niente più a che vedere con il ludus. E questo è il motivo per cui è importante connotarlo, perché uno dice ma è una dipendenza senza sostanza. Come fa a esistere una dipendenza senza la droga, senza l'alcol, senza il tabacco? È quasi incredibile, ma anche appunto il manuale statistico diagnostico americano e tutto il consesso degli psichiatri americani hanno deciso dal 2013 che anche se non c'è una sostanza, questa è proprio una vera e propria forma di dipendenza. E quindi con delle conseguenze molto, molto gravi sulla vita della persona che la sperimenta e anche sulla vita delle persone che sono legate alla persona dipendente. Allora, faccio una domanda. Posso allora, dottoressa, questo... Sì, volevo fare una domanda da $1 milione. Allora, se la droga non è concessa, non si può usare, perché anche questo, il gioco d'azzardo, si può invece giocare? È una bella domanda e ci apre degli scenari. Diciamo che ci sono anche altri prodotti che sono a rischio dipendenza, quindi pensiamo appunto all'alcol e pensiamo al tabacco. Anche quei prodotti lì sono alla fine dei prodotti di monopolio, tanto quanto è un prodotto di monopolio il gioco d'azzardo legale, ovviamente. Il perché la droga sia nel campo dell'illegalità, mentre alcol, tabacco e gioco d'azzardo invece non lo siano, credo che sia una domanda molto appropriata. Diciamo, per quel che riguarda il gioco d'azzardo,
c'è un fattore di attesa di guadagno da parte dello Stato che introita, ma come per il tabacco e come per l'alcol, una parte di quello che viene giocato, quindi di quello che viene investito economicamente nel gioco, in erario e tassazione. Quindi, come dire, qualcuno vede un bilancio positivo perché davvero il volume dell'erario è diverse finanziarie. E forse questo risponde alla sua domanda, no? La faccenda sarebbe: perché allora non legalizziamo anche la droga, che è un bel mercato polposo, e questo dovremmo chiederlo ai nostri politici, perché un po' di coerenza, insomma, ci vorrebbe. Sono tutte attività che comportano dei rischi di abuso e comportano dei rischi di dipendenza. Tra l'altro interessante perché anche se una sostanza non c'è, giocare d'azzardo attiva l'adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, quindi dopo i primi agiti di gioco d'azzardo in realtà siamo noi stessi che produciamo delle sostanze grazie all'attivazione del giocare, che promuovono il proseguire l'attività di gioco e promuovono anche una sensazione di astinenza, esattamente come quando io non uso più una sostanza se cerco di fermarmi. Quindi alla fine non c'è il là dato dalla sostanza esterna, ma l'azione di giocare modifica tutti i miei neurotrasmettitori e fa sì che poi delle sostanze in circolo ci siano al pari di quando io ho assunto una sostanza esterna di abuso. Sì, quindi è una dipendenza, insomma, grave, e si riesce quindi per uscirne bisogna curarla? Assolutamente sì, e questo è uno dei problemi che io credo abbiamo incontrato nel nostro paese, perché la promozione del mercato legale dell'azzardo è cominciata direi circa una ventina di anni fa. Con una riorganizzazione proprio del sistema di offerta. Non di pari passo è andata invece la costruzione di servizi di cura. Il primo decreto che parla della necessità di offrire cura a chi come dire, perde il controllo sul suo comportamento di gioco è del 2012, quindi quasi 10 anni dopo gettare sul mercato moltissimi prodotti che 30 anni fa non c'erano. Ecco, dobbiamo prestare attenzione che certo c'è l'uomo vulnerabile, ma anche c'è un'offerta molto allettante e molto facile da raggiungere, finché sono in tutti i bar. Pensiamo alle scommesse sportive che possiamo fare sì in sala scommesse, ma anche sul telefonino, per cui veramente l'accessibilità di questi giochi è molto molto semplice e quindi ecco, dicevo, nel 2012, 9 anni dopo la rivoluzione dell'offerta, c'è il decreto Balduzzi che prescrive che queste persone che si ammalano abbiano una risposta dal servizio sanitario, ma ora che il servizio sanitario è stato legittimato con l'inclusione di questa patologia nei livelli essenziali di assistenza, abbiamo dovuto aspettare il 2017, quindi ancora tanti anni dopo. E ora che i servizi hanno cominciato ad attrezzarsi per offrire cure, insomma, siamo ai giorni nostri. Quindi l'altra cosa è che la prima indagine epidemiologica, quella che risponde e ci dice ma quante sono le persone ammalate di disturbo da gioco d'azzardo, l'ha fatta l'Istituto Superiore di Sanità a livello nazionale solo nel 2018, quindi 15 anni dopo una rivoluzione del mercato. Quindi prima di mettere a fuoco che, avendo messo sul mercato tutti questi bei mezzi per... sì, insomma ce ne abbiamo messo un bel po'. Sì. Il giro di denaro è piuttosto ingente, mi diceva.
Sì, noi siamo passati dal 2003-2004, quando venivano giocati legalmente circa 24 miliardi di euro, al consuntivo 2022, che è appena stato pubblicato dall'amministrazione dogane e monopoli, di 139 miliardi di euro, e le proiezioni per il 2023 sono intorno ai 150 miliardi di euro di giocato. Parliamo solo di gioco legale, perché Parliamo solo di gioco legale e togliamo anche i casinò da questi soldi. Sono i giochi che solo solo in Italia, gestiti direttamente o in concessione dai monopoli di Stato. Quindi le slot machine, piuttosto che i gratta e vinci, il lotto, il super enalotto, le scommesse sportive e tutto il comparto del gioco d'azzardo online. E sono cifre pazzesche, perché poi se aggiungiamo i casinò e se aggiungiamo i giri illegali, che sicuramente saranno molto floridi, arriviamo a cifre strabilianti. Ma è un problema, cioè sono tante le persone che hanno questa dipendenza, perché non si sente mai da nessun politico. Io devo dire, non ho mai sentito nessun politico accennare a questo problema, cioè come se non esistesse. Allora, qui abbiamo due realtà. Uno è un problema di conflitto di interesse politico e di pressione anche, non fatico a dirlo, delle lobby che fanno il loro lavoro per cercare di promuovere, no, questi prodotti che vendono. Partiamo dal dato concreto di quanti sono i giocatori disturbati, che è quello che dicevamo è emerso dallo studio nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi direi una istituzione scientifica riconosciuta, che trovava che persone con disturbo, quindi ammalate, erano 1.500.000 in Italia. Tante poche è il 3%. Due sono le cose che bisogna prestare attenzione. Queste persone non sono delle isole, per cui noi dobbiamo sempre ricordarci che per ogni giocatore che ha la malattia, ci sono delle persone che sono in relazione con lui o con lei che vengono da... il gioco d'azzardo poi ha questa peculiarità, perché i primi danni più evidenti sono danni di natura economica, per cui indebitamento, sovrindebitamento e tutta l'area, diciamo, finanziaria. Però altre aree vengono violentemente impatate, per esempio l'area del benessere individuale. Il giocatore non sta bene, è sempre teso, è nervoso. Se è un giocatore perdente ha, come dire, uno stato emotivo molto negativo, può avere delle depressioni, degli stati d'ansia. Questo si riflette anche sulla sua salute fisica, per cui non sono rare delle persone che hanno poi tutti i cotè di situazioni stressogene, oppure dello stile di vita, magari sedentario. Un giocatore non controllato di gioco online magari sta 10, 12, 13 ore davanti al computer, non dorme, non mangia, non si alimenta, non fa sport, ma anche altre conseguenze negative sono nelle relazioni e negli affetti, perché è chiaro che le bugie per tenere nascosta l'entità del proprio modo di giocare d'azzardo, come dire, danneggiano proprio le relazioni anche con i più prossimi, perché poi tutti i nodi saltano al pettine, e anche l'idea di dire magari gioco ancora pur essendomi indebitato per cercare di recuperare, in realtà il buco si aumenta sempre di più
e le persone che stanno intorno prima o poi sanno che lo stipendio è andato così, che il mutuo della casa non è stato pagato, che sono stati fatti dei debiti magari con delle finanziarie, e quindi arriva la doccia fredda per tutti quanti. Ecco, non è raro anche sul posto di lavoro, per cui il motore del gioco d'azzardo è il denaro. Se c'è un giocatore che purtroppo per lui ha un'occupazione che gli consente di maneggiare del denaro, ecco, questa è una cosa molto pericolosa, perché prima o poi il bisogno di avere soldi per recuperare quello che ha perso potrebbe esitare in, fra virgolette, prendere a prestito dei soldi dalla cassa del suo posto di lavoro, ma onestamente prendere a prestito, cioè questo è il pensiero del giocatore: appena vinco li rimetto, peccato che C'è poi stato invece... qualche episodio di cronaca, no? In questo senso. Ascolta, prima però hai parlato di giocatore perdente, vuol dire che ci sono anche i giocatori vincenti, quelli ai quali Ma va sempre bene. allora, io direi che è molto semplice. Il giocatore vincente è il giocatore che ha il colpo di fortuna una volta nella vita e non gioca mai più. Questo è molto difficile perché purtroppo una grande vincita stimola dei pensieri che sono tipici delle distorsioni cognitive, per cui è successo una volta, magari può risuccedere. Quindi molto spesso all'inizio delle carriere dei giocatori perdenti troviamo un momento di grande vincita. Il giocatore è perdente matematicamente nei giochi d'azzardo gestiti da una terza parte, come sono questi giochi legali gestiti dallo Stato. Perché? Perché c'è quella parte che si chiama attesa di guadagno negativa, per cui il margine del banco, che invariabilmente per un giocatore costante e non occasionale esce dal gioco. Mi spiego: se siamo io e te a giocare testa e croce, uno vince, uno perde, dopo un tot di lanci, bene o male, uno avrà vinto di più, uno di meno, ma il denaro si conserva tra di noi. Quindi magari tu avrai preso tutti i 200 euro, io avrò zero, ma al nostro interno sono sempre 200 euro che girano. Se però c'è il nostro amico regista che a ogni nostra scommessa si trattiene anche solo un euro, noi siamo destinati a perdere tutte e due. Chi vince sarà Gianluigi, perché ad ogni nostra scommessa, che io vinca, che io perda, che tu vinca, che tu perda, alla fine 100 miei, 100 tuoi finiranno tutti e 200 nelle tasche di Gianluigi. Ed è proprio così che funziona il gioco d'azzardo. C'è lo Stato da pagare, ci sono le concessionarie che prendono denaro, c'è tutta la filiera degli operatori, il barista piuttosto che il signore che gestisce la tabaccheria, piuttosto che chi costruisce le macchinette, chi le mette sul mercato, chi gestisce i siti online. E quindi è chiaro che se io gioco con costanza sono matematicamente perdente. Beh, devo dire che ha ragione Daniela, perché io vinco sempre, poiché non gioco mai. E anche questa è una santa verità, perché se anche il nostro giocatore compra un gratta e vinci da 20 euro, che insomma mi sembra una bella cifra, tutti i giorni, se moltiplichiamo questi 20 euro alla fine dei 365 giorni dell'anno, è un bel gruzzoletto che io dubito fortemente riesca a fare con delle vincite, perché sì, è vero che qualcuno vincerà, ma dicevo una pubblicità bellissima in Canada per la prevenzione: qualcuno vince, ma questo non sarai tu. Molto critica, ma molto realistica. Secondo te i comuni riescono a fare qualcosa? Cioè, perché tutta la parte dopo sociale ricade dopo alle varie amministrazioni comunali, perché devono svolgere il loro impiego sociale. I comuni riescono ad avere voci in capitolo, non so, potrebbero far qualcosa di più perché questo gioco sia... Allora, diciamo sì e no, nel senso che è vero, i comuni sono stati la parte di Stato che per prima si è accorta e ha segnalato che questo modello
gestito a livello statale non funzionava granché, perché sono i primi vicini ai cittadini che hanno cominciato a ricevere ai loro servizi sociali famiglie indebitate, piuttosto che chiedevano la copertura delle utenze, piuttosto che litigi in famiglia e quant'altro. Sto parlando dei primi comuni che hanno cominciato ad attenzionare il problema verso la fine degli anni 2000, tipo 2009-2008. In realtà questa normativa è estremamente frammentaria e complessa, per cui c'è una riserva statale sulle discipline del gioco d'azzardo e i comuni sembra che possano fare poco. Però alcuni comuni, mi viene in mente il comune di Bergamo fra tutti, hanno fatto delle istruttorie molto circostanziate, quindi un lavoro impegnativo, rivolgendosi anche a dei consulenti per stimare quelli che erano dei danni conseguenti al gioco d'azzardo nel loro territorio. Quindi hanno fatto un'istruttoria, hanno fatto un regolamento e hanno fatto un'ordinanza comunale finalizzata non tanto alla tutela della sicurezza pubblica, che è proprio riserva statale, ma tutela della salute pubblica, che è proprio una competenza che anche il sindaco può esprimere. È chiaro che ci sono stati molti ricorsi, ormai la storia di questi ricorsi contro le ordinanze dei comuni e contro i regolamenti dei comuni, perché ordinanza e regolamento vanno a braccetto, è molto lunga, e quindi dico che dipende molto da quanto è stata fatta bene l'istruttoria per l'esito poi in giudizio. È chiaro che chi esercita il commercio del gioco d'azzardo non rinuncerà a portare in giudizio un comune che fa un atto di questo tipo, per cui se uno lo fa deve sapere che andrà così. Aggiungo un'altra cosa: anche le regioni potrebbero agire, e devo dire che la Regione Piemonte, fra le ultime che ha disciplinato una legge regionale sul gioco d'azzardo nel 2016, aveva fatto veramente una legge molto interessante che aveva anche dei parametri di monitoraggio di efficacia e che stava dimostrando nel giro di 2 o 3 anni di applicazione di questa legge, per esempio fissava limiti di tempo per l'apertura e la possibilità di giocare, piuttosto che localizzazioni specifiche lontane dai luoghi sensibili. Ecco, poi è cambiato però il governo regionale e è stata completamente abrogata questa legge e ne è stata fatta un'altra totalmente di segno più liberista, mi viene da dire. Ecco. Quindi insomma la politica c'entra tanto sia a livello nazionale e sia a livello locale, ma chi si accorge dei danni e paga le spese evidentemente sente a volte il bisogno di normare per quello che può, anche andando incontro a dei ricorsi che non è detto che vincerà. Se lo scrivono bene, ben documentati, ormai una bella giurisprudenza c'è, possono anche riuscire a farla franca. Ecco, intanto io multerei tutti, scusa Rossella, tutti i tabaccai per pubblicità ingannevole quando mettono quei cartelli: qui sono stati vinti 80.000 euro. Sì, perché non dicono quanti ne sono stati persi, esatto. Cioè una comunicazione chiara dovrebbe essere: qui sono stati vinti 5.000 euro, ma dovresti anche dire quanti tagliandi hai venduto e quanti invece sono stati soldi persi. Allora così uno avrebbe una visione un po' integrale, no, della faccenda. E non è così, ecco, un po' uno specchietto per l'allodole. Del resto lo sappiamo che la pubblicità è un po' sempre ingannevole. Allora no, io avrei un sacco di domande in realtà, perché il tema è molto importante e gli aspetti sono tantissimi, sia clinici che sociali.
Per cui adesso chiediamo alla dottoressa se è disponibile più avanti Ma per un'altra volentieri. chiacchierata, e così parliamo anche magari dei giovani o delle donne o di quelle che possono essere considerate categorie un po' più fragili e che però sono coinvolte, mi pare di capire. Sì, perché la targetizzazione dei prodotti di gioco d'azzardo è questa la grande rivoluzione. Cioè, se noi pensiamo chi è âgé, come sono io, 30 anni fa lo stereotipo che avevamo del giocatore era uomo di mezza età, non si pensava, sì, la donna poteva essere magari una giocatrice di lotto oppure un po' andare al casino, ma lì finiva, ecco, fondamentalmente. E invece adesso c'è un gioco per i giovani, c'è un gioco per i pensionati, c'è un gioco per gli anziani, c'è un gioco per le donne, c'è un gioco per tutti. E quindi va bene, dottoressa, grazie Va mille. bene. No, Come grazie a per voi. l'attività che fate di prevenzione, e di quella magari parliamo appunto in una prossima chiacchierata, e quindi grazie intanto per averci illustrato qualche aspetto abbastanza drammatico di questa Grazie a questione. voi. Grazie a voi e Grazie. a presto, risentirci A allora. risentirci, dottoressa, grazie mille. Arrivederci. Misteria Interstellar, è finito il brano, noi stiamo ancora parlando con la dottoressa di Totocalcio. Ci riaggiorniamo un'altra volta, vi lascio allora. Grazie, Bene. se poi mi mandi il link per rivederlo io volentieri Certo, lo guardo. Volentieri. Bene, allora Buona buona grazie. serata, la facciamo scendere dalla nostra mongolfiera e da Varese vogliamo subito con il nostro secondo ospite, con Luciano. C'è Luciano? Ci sei, Luciano? Ci sei, Luciano? Andiamo a Luciano. Guarda che prima ti ho spento io il microfono perché c'era confusione. Prova a riaccendertelo. Eccoci qua.
Hai un po'. Luciano Barbato è il nostro esperto di computer, no, di informatica, eccolo qua, salito a bordo? Ci sei? Sei riuscito a salire a bordo, Luciano? Non ti sentiamo. Luciano? Perché con Luciano vogliamo parlare di un argomento molto attuale Ma e anche molto delicato. che Batti un colpo. la connessione prova a rispegnere e rientrare. Intanto Rossella, allora con Luciano parleremo, se riusciamo a connetterci, con dell'intelligenza artificiale. Ma l'intelligenza artificiale riuscirà a battere il banco? Questa è una buona domanda. Un po' da Pierino che ogni tanto salta fuori la vera natura perché del nostro regista. se riuscirà a battere il banco, finiranno queste cose, perché finiranno il gioco. Tu ti sei lasciato ispirare dal film da 2001 di sé nello spazio, in cui lui deve giocare la partita a scacchi contro il computer di bordo. Sì. Allora Luciano, ci sei o abbiamo non dei ci sei? Hai problemi con la connessione connessione tua, suppongo, perché la mia è bella piena, ho 4 stelline verdi, quindi allora io direi di passare al prossimo ospite. allora sì, passiamo. Torniamo a Milano velocemente. Ci sei, Luciano? No, non c'è. Luciano, io vi sento correttamente, ma noi non ti sentiamo. O hai il problema del cavetto del microfono? Prova a cambiare microfono. Testa il microfono, ok, ma non ci sentiamo. Allora, secondo me andiamo. È l'intelligenza artificiale che si sta mettendo di mezzo. Allora, andiamo direi col nostro terzo ospite, che vediamo se poi riuscirà Luciano a collegarsi. E quindi torniamo a Milano. Torniamo a Milano con la nostra mongolfiera e ci colleghiamo con Claudio. Claudio Piani. Claudio Piani, vediamo un po' se c'è Claudio Piani. Attenzione. Che è un viaggiatore, ma in quanto viaggiatore lui è sempre pronto a tutto. Allora andiamo col nostro terzo ospite. Eccoci qua nuovamente con la nostra mongolfiera Rossella. Noi vogliamo col nostro mezzo che è pubblico, il nostro, può essere pubblico, con la nostra mongolfiera andiamo a Milano. E cosa facciamo con la nostra mongolfiera a Milano? Andiamo a trovare Claudio Piani, che è un viaggiatore. Non so se dopo lui vuole definirsi in qualche altro modo, ma sicuramente è un viaggiatore. Benvenuto a bordo, Claudio. Buonasera, ciao Rossella, grazie a tutti. Allora, perché abbiamo cercato Claudio? Perché Claudio è un viaggiatore vero, no? In questo periodo in cui quasi tutti si spostano, molti ci tengono alla distinzione fra turista e viaggiatore. Ecco, forse Claudio è proprio un viaggiatore perché viaggia in una maniera un po' particolare, insomma, con anche un'attenzione per l'ambiente, ma non solo. Ci racconti, Claudio, un po'? Che viaggio? Ma allora, la storia è lunga, esatto. Io in questa definizione tra viaggiatore e turista non so mai come collocarmi, siccome sembra che bisogna sempre collocarsi in qualcosa, mi è stato chiesto. E sono arrivato forse a una soluzione che forse sono più un viandante, un nomade, nel senso che tutte le esperienze di viaggio che faccio le intendo come avventure, e senza generalmente prefissarmi delle mete precise e dei tempi di percorrenza, quindi veramente mi sposto da un posto all'altro senza obiettivi veri e propri, senza fini di posti da raggiungere, ma per la voglia di trovare avventure e conoscere il mondo, ecco. Quindi questa è un po' la mia presentazione.
E viaggi, ho iniziato questo tipo di vita circa una decina d'anni fa, quando a 27 anni mi sono licenziato e ho deciso di prendere un anno sabbatico. L'idea era raggiungere l'Autostralian con mezzi pubblici senza prendere aerei, e poi quest'anno sabbatico si è protratto fino adesso, che sono ancora in giro praticamente. Ascolta, e il primo viaggio lungo che hai fatto, che viaggio è stato? Dunque, il primo viaggio, che risale al 2014, è stato da Milano a Giacarta, con i mezzi pubblici, quindi tutto treni, autobus, un po' di autostop, principalmente spostandomi con mezzi pubblici, ecco. Quindi senza voli, senza impattare sull'ambiente con i voli. E, caspita, e com'è andato questo viaggio? Così con i mezzi pubblici è abbastanza Sì. impegnativo, credo, no? Specialmente in alcune aree. Sì, il viaggio appunto non ho volato, è stato tutto con i mezzi di superficie, quindi bus e treni, in Russia per esempio la Transiberiana. E il viaggio è stato bellissimo. Io all'epoca avevo già viaggiato molto, perché facevo un lavoro che mi permetteva di viaggiare. Quando però ho deciso di licenziarmi e partire per questo viaggio più lungo, senza una scadenza andata di ritorno, l'obiettivo era un po' anzi il principale obiettivo era uscire dal mondo globalizzato, occidentalizzato. Quindi l'idea di percorrere anche tratte un pochino complicate, farlo via terra, era appunto in quest'ottica del conoscere ed esplorare un mondo diverso dal mio, ed è stata un'esperienza incredibile, insomma, piena di scoperte a ogni angolo. Quanti mesi è durato? Ho messo 6 mesi e l'itinerario è stato principalmente Italia, Austria, Repubblica Ceca, Bielorussia. Poi lì sono entrato in Russia, Mosca. Da Mosca ho fatto con la Transiberiana fino a Ulan-Ude, Irkutsk, che sono 2 città sul lago Baikal. Lì sono entrato in Mongolia in autostop. Poi di nuovo in Russia fino a Vladivostok, quindi l'ultima città russa sul mare del Giappone. E poi coi treni sono sceso Cina, tutto il sud-est asiatico fino all'Indonesia. E poi da lì sono andato in Australia. Ma e con i mezzi, cioè avevi già organizzato i biglietti per il mezzo successivo, oppure ogni volta arrivavi e dopo, aspetta, vado a fare il biglietto per... Sì, non avevo organizzato nulla. Le uniche cose che avevo un minimo guardato in termini di organizzazione erano le date, perché ovviamente avendo dei visti con delle date più o meno stabilite, avevo un mese in Russia, 2 settimane in Bielorussia, 2 mesi in Cina. Insomma, lì dovevo un attimino fare incastrare i discorsi di visti, quando potevo essere in uno stato e per quanto tempo. Gli spostamenti in sé erano tutti, arrivavo in stazione generalmente, cercavo un posto dove dormire, perché all'epoca viaggiavo senza booking, senza le SIM dei paesi, insomma gli smartphone ancora non li usavo. E niente, poi lì, capendo quando sarei ripartito, andavo in stazione e mi compravo il biglietto. Quindi ho comprato biglietti nelle stazioni più sgangherate della Cina o della Siberia. Anche quelle erano esperienze colorite. Certo. Ecco. Allora, una coppia di amici molto esperti che hanno fatto un sacco di viaggi ci raccontavano che in Cina ci hanno messo 2 giorni a comprare un biglietto, nel senso che alla stazione un po' facevano finta di non capirli, un po' non li capivano davvero, un po' non erano molto coinvolti nel problema, e poi finiva il turno dell'impiegato, arrivava un altro, loro riprovavano, niente, quindi sono stati là 2 giorni a bivaccare. Cioè, tu hai avuto problemi di questo genere? Sì, assolutamente, e soprattutto in Cina. Io penso che sia un discorso sicuramente molto complesso. La Cina, che poi ci ho anche vissuto, quindi l'ho scoperta bene, è un paese che vive comunque da una matrice comunista confucianesimo. Diciamo che non è che l'impiegato medio abbia una fantasia particolare. Io spesso andavo lì in stazione col numero del treno, che magari mi ero già informato, avevo scritto in cinese la città dove volevo andare, avevo guardato il tabellone, l'orario, e disegnavo me seduto per far vedere che avevo il biglietto seduto. E nonostante gli dessi questo foglietto e tutte queste informazioni, se lui non era capace di parlare inglese, già partiva dal io non parlo inglese, non possiamo comunicare, non sto neanche a provare a capirti, no? E quindi che è un po' questa assenza di fantasia e creatività che spesso ho riscontrato in Cina, no? Del tipo proviamo comunque a capirci. E sì, ci sono stati giorni dove magari stai dentro 2 o 3 ore e poi comunque di riffo di raffo un po' sorridi, un po' chiedi a qualcuno, un po' comunque gente generosa, qualcuno che viene, che parla un pochino di inglese e prova ad aiutarti,
alla fine ce la si fa, ce la si è fatta dappertutto, quindi si riesce. Ascolta, ed è un viaggio che ti ha fatto scoprire dei mondi? Sì, sia esteriori che interiori. Il primo è stato, per esempio, sulla Transiberiana, magari io non l'ho fatta tutta di fila, no? Sono 7 giorni di treno da Mosca a Vladivostok, sono sceso in determinati punti perché volevo vedere la Russia, volevo vedere la Siberia, però mi capitava di essere in treno, ero sempre in terza classe, quindi scompartimenti con 50-60 persone dove non sei mai solo perché sei anche l'unico straniero, quindi tutti vengono a parlarti, sono curiosi, ti portano qualcosa, però nessuno parla la tua lingua, no? E quindi farmi dei mesi tra la Russia, la Mongolia, che vivevo con dei nomadi mongoli, o in Cina, ho fatto dei mesi dove veramente la mia comunicazione verbale era ridotta. E questo, oltre che a farmi conoscere il mondo, mi ha messo un pochino faccia con me stesso, perché inizi veramente a parlare con te stesso, a rimettere un po' in gioco quello che sei, devi ascoltarti, devi capirti e ti accetti di più, ecco. Poi nei viaggi successivi questa cosa si è amplificata ulteriormente. Ascolta, ma e tu parli un po' di russo, un po' di cinese, un po' di mongolo? All'epoca quando ho iniziato parlavo solo inglese, ovviamente. Poi, siccome parlavo un po' di polacco, in Russia mi aiutò, quello giusto sapevo dire, insomma, acqua, pomodori, pane, pesce, giusto per fare la spesa, chiedere quanto costava. E poi mongolo non lo parlavo, cinese no. Però ho scoperto, quando ho vissuto in un campo nomadi con i mongoli, no? Il confine a nord del Gobi, dove erano tutte ragazze mongole che non parlavano inglese, che c'è questo linguaggio tra gli esseri umani quasi animalesco, no? Non verbale, che non importa religione, razza, colore della pelle, longitudine, latitudine, ci si riesce a capire. Cioè un sorriso lo capiscono in Italia come in Iran, come in Mongolia, e una pacca sulla spalla, l'essere gentili, e quindi si riusciva a comunicare in questo modo. Io tutti i principi educativi che mi ha insegnato mia mamma li ho riportati in Mongolia, in una tribù di nomadi mongoli al confine del Gobi, e funzionavano. Quindi veramente a volte ci spaventiamo quando si viaggia, non parlo la lingua. In realtà veramente un sorriso apre il cuore di tutti, è un passaporto incredibile per entrare nella vita di ogni persona, quindi basta sorridere. Bello. Io ovviamente, non avendo la SIM, avevo un po' il problema che potevo comunicare solo quando trovavo un wifi, quindi generalmente quando trovavo un wifi mi collegavo. Questo era anche gli scrivevo sto bene a loro, ai miei amici. Questo era anche un po' il primo viaggio, però in qualche modo era 2014, quindi gli smartphone c'erano eccetera, ma eravamo comunque un pochino meno vittime di questo comunicare costante, no? Cioè mia mamma stessa all'epoca comprò uno smartphone per avere WhatsApp anche lei a parlare con me, altrimenti ci si telefonava, no? E quindi questo primo viaggio, sebbene sia stato il primo, magari quello un pochino che poteva preoccuparli di più come inizio, veramente ci bastava sentirci ogni volta che trovavo un wifi in qualche ostello, e niente, insomma. È vero, comunque adesso siamo un po' schiavi di questa comunicazione, siamo talmente abituati. Ascolta Claudio, una delle esperienze che ti ha emozionato di più, adesso ti faccio una domanda magari Parlando sempre di questo di questo viaggio, viaggio, sì. dunque, sono state tantissime. Sicuramente ero in Cina e c'è stato un incontro con un anziano svizzero che però da anni viveva in Asia con i buddisti, con i monaci buddisti, e di tutte le cose belle, ovviamente c'è stata la muraglia cinese, c'è stato il lago Baikal, c'è stato l'attraversare la Cina, il sud-est asiatico. Questo è stato un incontro che mi ha molto colpito. Lui stava giocando a ping pong nel mio ostello, mi ha invitato a giocare a ping pong, io ho visto questo anziano pensando l'avrei distrutto a ping pong, lui ha iniziato a massacrarmi, e mentre mi massacrava a ping pong mi stava spiegando chi ero, mi stava spiattellando tutte le mie insicurezze, tutti i miei problemi, e io mi chiedevo, ma questo come fa già a conoscermi così che mi ha visto 10 minuti? Tant'è vero che poi gli chiesi di uscire a pranzo insieme, siamo usciti a pranzo insieme, e ho incontrato una persona equilibrata che mi ha fatto vedere che ci sono 1000 modi di vivere, nonostante fosse un occidentale, perché a volte vedevo uno straniero che vive in maniera diversa dalla mia e mette in gioco, detto da un occidentale, insomma, una cosa diversa. E poi lui mi consigliò di andare a un monastero buddista e vivere con i monaci per un periodo, e 2 anni dopo, nel mio viaggio di rientro in Italia, mi fermai in questo monastero, e quindi lui ha aperto un po' questa porta, ecco.
Che bello, vedi, quindi bello. E invece un momento di difficoltà ne avrei avuto, spero, qualcuno. Nel senso, spero, nel senso, sei umano. Ma in questo viaggio specifico devo dire che probabilmente perché ero agli inizi, è stato il primo, sono stato molto cauto e difficoltà vere e proprie non ne ho avute. Sono sempre stato a mio agio perché sapevo quello che stavo facendo, cioè non sapevo, stavo facendo quello che volevo fare, quindi questo mi metteva in un'ottica di, boh, anche se qualcosa va male ci sta, ero molto attento. Nei viaggi successivi spesso mi sono dovuto dire datti una calmata perché se va avanti così a casa non ci torni, perché facevo robe molto più estreme e pericolose. Quindi questo devo dire è andato abbastanza liscio. L'unica esperienza un po' negativa, forse tentarono di truffarmi a Pechino e insomma stavo andando alle mani con che non è una cosa di cui vado fiero, però in quel momento mi sembrava l'unica soluzione. E niente, lì è stato l'unico episodio spiacevole. Mi avevano chiuso in questo locale, volevano insomma farmi tirare fuori un $100 e ho dovuto un attimino alzare la voce per difendermi, ecco. Però poi il resto mi hanno aiutato dappertutto. Quindi hai incontrato un sacco di gente comunque generosa e curiosa nel senso positivo dell'altro, no? Sì, in gran maggioranza, proprio stragrande maggioranza, è gente che ti aiuta a tutti i posti. Ascolta, siccome quando si parla di viaggi, molti dicono, ma costa troppo, non ce la faccio, beati voi che potete, no? Allora, tu hai fatto un viaggio in realtà, credo, usando i mezzi locali e adesso parlavi di ostelli, quindi si può viaggiare a lungo anche senza un budget, spropositato. Sì, poi quando ne parleremo più avanti gli altri viaggi ho addirittura speso meno, però questo viaggio da Milano a Giacarta con mezzi pubblici mi era costato sui 3.500 euro per 6 mesi. Per 6 mesi. Ovvio che non andavo in alberghi di lusso, ovvio che prendevo la Transiberiana sempre a terza classe, i bus locali, quelli senza aria condizionata, e non viaggiavo in condizioni di comfort estremo sempre. Però poi ci sono anche delle tecniche per dire se delle tratte lunghe, a volte io ero giovane, quindi mi veniva anche più facile. Magari prendevo un bus notturno e dormivo in bus, così risparmiavo una notte d'ostello. Ho fatto un po' di autostop, a volte trovi qualcuno per dividere una camera, perché magari in certe nazioni come Vietnam e Thailandia ti costa meno affittare una camera, dividerla con 2 persone piuttosto che un letto in un ostello. Insomma, c'è una serie di tecniche, ma si può viaggiare con poco. Certo è che se poi uno va in Thailandia e inizi a voler bere la birra come in Italia e ti vai a fare il tatuaggio, allora no. Se però vivi in Thailandia da thailandese, il più possibile, in Russia da russo, in Birmania da birmano, in Cina da cinese, allora ci stai dentro, anche con poco. E allo stesso tempo stai dentro anche a una cultura, a un mondo, no? A una civiltà. L'obiettivo principale poi è quello, infatti, non prendere il bus turistico che va da Bangkok alla spiaggia, ma prendere il treno locale dove vedi i bambini thailandesi, la famiglia thailandese che va al lavoro, vanno loro in vacanza. Insomma, viaggiare povero secondo me è un modo più che risparmiare per vedere la vera realtà del posto. Poi ci risparmi e io ovviamente meno spendevo più avrei potuto viaggiare perché avevo questo limite di budget e quindi era un po' anche lì Quindi comunque all'origine c'è questa decisione di licenziarti da un lavoro stabile che avevi. Sì. Anche quello è stato un coraggio, forse no, forse più che non viaggiare. Non so, io all'epoca viaggiavo già molto perché quel lavoro facevo allenatore di basket e lavoravo in palestra, quindi avevo i mesi estivi liberi e avevo capito che viaggiare era la mia priorità. E viaggiare in Europa, in Nord America, come avevo fatto fino a quel momento, dove vedevo sempre faccia uguale alla mia, dove tutti parlavano inglese, non mi bastava più. Quindi avevo proprio voglia di uscire dalle rotte, non fare un viaggio, ma fare un'avventura, no? Senza una data di ritorno, eccetera. E io sono arrivato una sera dove mi sono messo al muro, mi sono detto, se non parto mi sentirò uno sfigato tutta la vita. E quindi era la necessità di partire che ho detto, lo rimpiango se non facessi. E quindi niente, ho accantonato tutto. Poi l'idea appunto era un anno, adesso è 10 anni che vado avanti così, quindi... Beh, complimenti comunque, perché vuol dire che hai trovato delle strategie anche, no? Sì. Complimenti. Allora,
Io direi, Claudio, che siccome poi hai fatto altre esperienze diverse, ma sempre molto interessanti, se hai tempo ci risentiamo così, così le Sì, racconti ci ai nostri racconta ascoltatori perché gli altri viaggi, quelli in Austria, in Australia. Sì, io se volete potrei parlarvi da Singapore a Milano in autostop, dal Tibet a Milano in bicicletta Mm. e poi potrei fare da Mexico City a Panama City in autostop anche lì, quindi il Centro America. Questi sono i 4 più grossi che ho fatto. Poi ci sono altri minori, non so, la Giordania, Milano-Lisbona in bicicletta. ah, quello è roba Quelle da sono le quello roba, sì, anche sì. io già ogni weekend Però da Milano. forse meno interessanti, non lo so. Va Quindi bene, allora ci risentiamo senz'altro e poi così ci racconterai anche dei tuoi libri va bene, dai, e ci presenti i tuoi libri, ci racconti un po', insomma, anche dove possiamo andare a cercare delle perfetto. immagini perché siamo molto affascinati. Credo che la Transiberiana sia nella lista dei desideri del 90% delle persone che vorrebbero viaggiare. Poi Va Va bene, bene. allora lasciamo Milano con la nostra mongolfiera e passeremo al prossimo ospite. Ciao grazie Claudio. Claudio. Grazie. Ciao.
Basile che dovrebbe, vediamo un po' se la nostra mongolfiera è riuscita ad arrivare fino giù. Ci abbiamo Luca? Rossella, tu dal tuo centro di coordinamento hai il microfono spento, accenditi il microfono. Allora Luca Basile, eccoci qua. Ci sei? Sì. Sì, io ci sono e adesso sono sicura che sta arrivando anche il nostro violoncellista. Sì, che vive Luca Basile delle Puglie, da Lecce, credo. Comunque adesso fra poco ce lo dirà. C'è lui. E io volevo fare un breve intanto aggiornamento, che poi non è un aggiornamento, nel senso che sono un po' di giorni che non abbiamo messaggi da Sami Abu Omar e purtroppo oggi è stata bombardata molto pesantemente la città di Khan Yunis, dove lui si trovava fino a un certo punto, poi credo che si fosse anche spostato un pochino, però insomma è una zona in questi giorni particolarmente coinvolta dai bombardamenti, e nonostante i richiami che veramente ormai sono molto numerosi sia da parte del segretario dell'ONU ma anche perfino del presidente americano e anche da parte dell'Europa, non si sono attenuati. Per cui in questo momento ancora insomma, la situazione per la popolazione civile è pesantissima e ci sono anche grossi problemi di carattere sanitario, perché non c'è acqua sufficiente, non c'è cibo sufficiente, non ci sono servizi igienici sufficienti, per cui dicevano che per esempio c'è una epidemia di epatite A e quindi in questo momento insomma non abbiamo notizie di prima mano dal nostro amico Sami, abbiamo molti altri canali di informazione, insomma volendo, diciamo che quelli italiani non brillano, ecco, per completezza di informazione. Sono difficili le informazioni che arrivano da lì, da parte dei giornali italiani. Sì, anche perché spesso sono non di prima, neanche di seconda, neanche di terza mano, Sì. Quindi sono scoppiazzamenti e anche malfatti, cioè voglio dire un reportage come fanno i giornali seri, che hanno anche dei giornalisti sul campo con tutti i limiti, perché poi per esempio però ieri l'esercito israeliano ha scortato alcuni giornalisti a visitare i tunnel di Gaza, ed è ovviamente molto interessante per noi, al di là insomma di tutto, anche vedere la complessità di questi tunnel, e il giornalista descriveva bene quello che ha visto, e giornalisti italiani che hanno partecipato non mi risulta che ce ne fossero, insomma, quindi sicuramente ecco, rivolgersi all'estero. Adesso abbiamo tantissimi strumenti, l'intelligenza artificiale ci ha aiutato almeno nella traduzione, e quindi da questo punto di vista è bello, insomma, perché tantissimi mezzi di informazione sono accessibili e aiutano ad avere un quadro un pochino più completo, ecco, e un po' più approfondito di una situazione molto tragica sicuramente. Va bene, niente, allora io direi di mettere, volevi dire qualcos'altro? No, vorrei dire che speriamo che Sami riesca presto a mandarci il suo messaggio in bottiglia, e purtroppo i collegamenti diretti non sono possibili perché la luce va e viene, internet più che altro va. Erano stati anche qua pianificati vari sistemi per garantire un collegamento, perché insomma è chiaro che in quella situazione lì internet è fondamentale per le comunicazioni, per far girare le informazioni, anche per i soccorsi, per dire dove c'è bisogno di mandare le ambulanze, quelle che non sono state bombardate, insomma, no?
Però fra appunto internet che non c'è molto spesso e l'elettricità è molto difficile averlo in diretta, però noi siamo contenti anche se Sammy riesce a mandarci qualche vocale che dopo noi trasmettiamo. E quindi vediamo un po' i prossimi giorni come va, sperando naturalmente che le cose siano sostenibili, ecco, diciamo. Va bene, signor regista. Allora, l'intelligenza artificiale comunque dimostra di avere una sua forza perché si è messa di traverso completamente e non voleva che si parlasse di lei. È una ragazza molto... Allora, prende lei un altro brano di violoncello. Questo brano si chiama Dionisio, atto settimo, e vediamo se riesce a collegarsi Luca con noi.
ecco qua, finisce, vediamo un po' se c'è. Luca? Ecco, forse ci siamo. Finalmente, però abbiamo perso la mia co-conduttrice Rossella. Vediamo un po' se riusciamo anche a inserire Rossella. Vediamo un po' no, vabbè. Allora, adesso mandiamo un messaggio a Rossella che l'intervista te la faccio solo io. Vabbè, pazienza Rossella. Con la scusa. Ok, allora ripartiamo con la nostra mongolfiera. Andiamo a Lecce dove c'è Luca. Ciao Luca. Sì. Allora, ciao a tutti, ciao Gianluigi, ciao a chi ci ascolta. E Luca, come abbiamo visto nei filmati che ho messo i tuoi brani, Acqua, Misteria, Dionisio, ha il suo compagno Marcello. Sì, il mio compagno Marcello, quindi chiamato così, insomma, in seguito a una serie di fattori, anche alla mia sonata, preferita, la sonata di Marcello, una sonata dello strumento in questione. Ho scoperto questo amore non prestissimo in realtà, verso 16 anni, quindi suonavo già la chitarra elettrica e il mio insegnante di violoncello era chitarrista. Quindi diciamo a un certo punto io mi sono chiesto proprio, volevo fare il musicista, avevo quindi già queste idee chiare e ho chiesto, ma per fare il musicista c'è qualche accademia, c'è qualche scuola da frequentare? E mi ha detto, guarda, in realtà sì, c'è il conservatorio, io non sapevo dell'esistenza perché comunque i miei genitori non sono musicisti, non ho parenti musicisti, quindi non ho avuto dell'esperienza. L'esperienza, sì. Quindi insomma mi è stata posta davanti questa strada e mi ha detto, guarda, ma perché oltre che a chitarra non provi l'iscrizione a violoncello? Quindi ho detto, ma perché no? Quindi ho provato questo strumento e ho da subito, ecco, visto che questo strumento rispecchiava, ecco, le frequenze della mia anima, diciamo, questa è una frase che mi piace citare dopo aver fatto questo disco, perché diciamo, ecco, con il passare del tempo ho scoperto la mia vera passione per la composizione e per il violoncello in quanto tramite, in quanto strumento con il quale comporre, perché trovo il violoncello uno strumento con una frequenza più vicina alla mia anima, a quello che mi piace a livello compositivo. Beh sì, si quindi dice che il violoncello ha la voce umana, no? Quindi esatto, siamo... Sì, esattamente lo strumento che più si avvicina alla voce umana. E quindi eccomi qua, con Marcello a percorrere questo viaggio. Insomma, adoperi il violoncello non nella maniera classica come uno può pensare, ma in questa io l'ho definita rock, non so se può essere esatta, ma in questa forma anche rock elettronica che è molto, molto incisiva e che funziona, insomma, no? Che è piacevole. Sì, ti ringrazio. Sì, diciamo che per forza di cose mi piace, ecco, vabbè, innanzitutto mi piace la musica come libertà di espressione, in quanto libertà di espressione probabilmente appunto si vede questa vena, questo primo amore che nasce con il rock, con appunto mi viene da citare i Led Zeppelin, mi vengono da citare i Deep Purple, i gruppi con i quali sono cresciuto, e che poi la strada, il percorso della vita mi ha portato a diciamo fare mie queste influenze e quindi rapportarle in un sound che sento mio, che sento più vicino alle mie esigenze. Quindi infatti cito anche i miei vecchi gruppi, i miei vecchi progetti. Io prima avevo un progetto Symphonic Metal, loro stanno proseguendo e comunque continuo a collaborare con loro dietro le quinte, che sono gli Elegy of Madness, quindi il gruppo Symphonic Metal, con il quale abbiamo fatto diversi tour in giro per il mondo. E quindi ho un po' abbandonato quella scia metal intesa come genere, ma l'attitudine è comunque rimasta, quindi mi piace conservare quell'attitudine pur facendo
se vuoi musica sinfonica, musica simil da cinema, ecco. Sì. E in effetti hai fatto la tua composizione che si chiama Acqua. Sì. Allora, questo è stato il primo singolo, Acqua, ispirato ovviamente al mio più grande amore, che è il mare. Per forza di cosa, appunto, mi trovo a Lecce, e qui siamo circondati dal mare, quindi Sì, l'acqua del mare, e l'acqua in quanto... Sì, no, dice qua noi siamo a Venezia, quindi abbiamo l'acqua da tutte le parti. È vero, anche lì, che bella Venezia, mamma mia. Sono stato da poco a Venezia con il Festival del Cinema, quindi sono stato a Palazzo Dogi, sempre con il viaggio, è stata una bellissima esperienza. Sì, l'acqua in quanto generatrice della vita, tutto nasce dall'acqua, e appunto è anche in un certo senso un punto di partenza per quello che sarà il viaggio a venire, perché ovviamente il viaggio è solo un punto di partenza, già stiamo lavorando ai lavori successivi, e quindi acqua sì, è un flusso che nasce da una foce e continua a viaggiare. Ecco, vabbè, sono tutti termini non casuali, pure, che si ritrovano proprio nella set list del disco. Quindi poi il secondo singolo è stato Dioniso, sì. il dio dello sfarzo, quindi il rosso. Mi è venuto in mente questo colore, ovviamente Dioniso, l'antica Grecia, si potrebbero citare tantissime storie anche inerenti alla musica, quindi c'erano gli strumenti dionisiaci, gli strumenti apollinei. In generale, ecco, con Dioniso ho voluto parlare di queste due fazioni che fanno parte della vita, quindi Dioniso, probabilmente scriverò anche qualcosa che ha a che fare con l'Apollinio prima o poi, però ecco, in Dioniso si sentono queste sonorità un po' più sfarzose da un lato. E il terzo singolo è stato Childhood, quindi il brano dedicato all'infanzia, è un tema a me carissimo, in quanto sono tantissimo convinto che il bambino, il ragazzo, sia davvero un punto di riferimento dal quale imparare per vivere con quella spensieratezza, ma con quella consapevolezza dell'adulto. Molte volte noi dimentichiamo la serenità e la purezza del fanciullo. È un tema molto caro, in quanto comunque insegno ai ragazzi a scuola media, e quindi infatti ho voluto che loro partecipassero anche ma in effetti nel video che metteremo poi dopo ci sono tanti ragazzi, bimbetti, su quel teatro che eravate, sul teatro a Lecce. Sì, è un teatro Tito Schipa di Gallipoli. È un bellissimo teatro, sì. Bellissimo teatro che merita tanto, anzi, infatti li saluto, li voglio segnalare positivamente, nel senso, venite al teatro Tito Schipa di Gallipoli, perché ci sono iniziative stupende. È un teatro sempre in ricerca di situazioni nuove, noi abbiamo sempre bisogno di stimoli nuovi, anzi, spero veramente che prima o poi, sai, in Italia ogni tanto stiamo avendo un po' di calo dal punto di vista culturale. Sì, anche le iscrizioni ai conservatori sono un pochino in calo, sale un po', diciamo, la parte jazz nei conservatori, che sta salendo, anche perché si arriva, insomma, da quei conservatori, proprio dal parola stessa, che erano proprio conservatori solo della musica classica, no? Ti cito questa, io sto finendo, fino a marzo avevo questa curiosità di levarmi, sto facendo composizione pop rock, che comunque è una composizione praticamente che si basa sempre sull'orchestrazione, quindi si basa sempre su un concetto classico, però che strizza gli occhi alla modernità, quindi anche all'elettronica, perché no, al metal, al rock. Quindi ecco, un sogno che si sta avverando. Io tempo fa ho sempre avuto diatribe, ecco, diciamo, con i miei docenti quando suonavo metal, per suonare al di fuori, ho sempre avuto diatribe, perché comunque
conservatorio, appunto, avendo la mentalità conservatoriale, era proprio vietato. Anzi, mi è pervenuta l'altro giorno su WhatsApp un'immagine vera era del 1957. L'alunno X è stato sospeso dalle lezioni perché è sorpreso a interpretare musica leggera nelle aule del conservatorio. Ed era vera sta cosa, io pensavo fosse un fake, una fake news. No. Era proibito prima, ora invece è un sogno che appunto ora per questa tesi di laurea andrò proprio a suonare il disco in conservatorio, e suonare qualcosa extra classico in conservatorio è un traguardo che stiamo raggiungendo. Sì, devo dire anche che il violoncello ultimamente è molto presente, no? Sulla musica leggera, sia come accompagnamento sia come controcanto o anche di brani, canzoni. Vediamo tanti musicisti di musica leggera che si aiutano anche con l'accompagnamento del violoncello, e quindi è riuscito a passare, no, questo ostacolo del classico. Assolutamente sì. No, ed è veramente un bel traguardo. È semplicemente l'evoluzione. A volte io sono convinto che i cambiamenti avvengono quando uno si mette con la testa dura e insiste, e solo lì avvengono i veri e propri cambiamenti e le vere e proprie rivoluzioni. Quindi sì, sicuramente si parte, cioè sono pro didattica, sono pro tecnica, sono pro studio, fase studio, però bisogna anche avere quella dose di ribellione sempre per cambiare le cose, no? Certo. E niente, ho visto che quest'estate, la scorsa estate, hai fatto molte uscite, prossime estate sono altrettante, ce ne saranno altrettante? Allora sì, ci sono dei programmi in corso e non abbiamo ancora delle date, però sì, tra Germania, Austria si parla di un ritorno in Cina. Quindi, sì, è vero, perché sei stato in Cina. Sono tornato, bellissima esperienza, ed ecco lì c'è tanto da, ovviamente lì c'è la situazione particolare, sì, che si può discutere a livello politico e quant'altro, però a livello musicale, a livello di emotività, di spiritualità, ho sentito qualcosa di più. Cioè, a parte i teatri sempre sold out, la gente super euforica, no, veramente, cioè, ti guardavano con lo strumento in aeroporto, ti fermavano, ti chiedevano l'autografo, un altro mondo fantastico, così a prescindere, perché comunque ero un musicista, quindi come una cosa loro secondo me vedevano apprezzano chi fa qualcosa, apprezzano la gente che fa. Questo è stato un mio punto di vista, è stato ho respirato quest'aria, ho respirato un'aria di entusiasmo. Poi ripeto, vabbè, all'estero, sì, Germania, Austria, e ci saranno anche delle situazioni qui nel Salento, perché fortunatamente è una terra che mantiene una voglia di cultura. E comunque anche al nord abbiamo qualcosa in Veneto, poi anzi ci sentiamo. Se vieni, dacci che verremo volentieri a sentirti e così ci conosciamo, perché ho studiato anch'io violoncello, per quello mi sfidava. Davvero? Sì, ho fatto anch'io violoncello, adesso suono il contrabbasso con una band che è qua locale, facciamo jazz, swing jazz, e quindi insomma ci diamo da fare. Dopo un po' di anni l'ho ripreso dalla soffitta, guarda, ce l'ho qua in soffitta, e l'ho ripreso e mi sono rimesso a suonarlo così, appunto come accompagnamento, non certo come solista. Va bene, ascolta, grazie mille per questa chiamata così tramite le linee di Skype. Adesso noi metterò il Childhood, che termina i 5 brani che abbiamo messo, e quindi tutti quanti possono vedere anche questa marea di bimbi, ed è una bella cosa, no? Vedere i giovani che suonano il violoncello, perché il violoncello è sempre stato un po' relegato in
terzo, quarto piano, no? C'è sempre il pianoforte, la chitarra, il violino e dopo... Sì. Però guarda, ci sono state un po' di iscrizioni quest'anno. Vabbè, questi sono i miei alunni, diciamo, della scuola media che comunque hanno appunto la fortuna di fare strumento musicale. Abbiamo inserito il violoncello anche nelle scuole private. Guarda, ahimè, cioè, non so, si può biasimare, si può accettare e quant'altro il mainstreaming, no? C'è stata la serie su Netflix di mercoledì e mercoledì suonava il violoncello, quindi per quanto si possa apprezzare o meno, dai, alla fine comunque è da riconoscere che ha portato un aumento almeno di vendite di violoncelli. Poi non so quanti abbiano conseguito, però ci sono state anche un po' di iscrizioni in più, quindi secondo me alla fine è lecito. Comunque, alla fine i mezzi di oggi sono questi: i social, le serie Netflix. Questi sono i mezzi per arrivare ai giovani, che invito ad ascoltare la musica suonata, perché la musica suonata veramente. Certo. Sì. Va bene Luca, grazie mille, in bocca al lupo per tutto e vediamo se ci troviamo. Va buon? Assolutamente. Ciao, grazie. Buona serata, ciao, grazie mille a te. Aspetta.
Childhood, Luca Basile qui a Radio Nostra. Avete visto quanti bimbi c'erano con il violoncello che suonavano, e vediamo un po', abbiamo ripreso Rossella. Rossella, ti ho lasciato un po'. Avevo bisogno di un po' di riposo perché quando tu mi si svolazzi. Questa sera è andata così, insomma, abbiamo però 3 su 4 con il 75%, visto Era che un Al che si è vendicato. L'intelligenza artificiale ha detto: beh, insomma, prima di parlare di me, un attimo, mi chiedete il permesso. esatto. Vabbè, dai, Va bene. vediamo Però se abbiamo avuto molto interessanti e così abbiamo imparato un po' di cose nuove, abbiamo ascoltato persone che ci hanno aperto delle finestre, quindi sempre, insomma. Bene, allora diamo appuntamento a martedì prossimo. Salutiamo anche Omar che questa sera non poteva esserci da Liegi. Mi viene sempre in mente Baston Liegi, ma si chiama solo Liegi. E va bene, per la 13ª puntata martedì prossimo. Ciao a tutti. Grazie, andiamo con a la tutti, sigla. ciao. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi e Remo Omar. Una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo. A martedì prossimo.